Eccoci qua cari amici, guardate un po', oggi Ferragosto, 15 agosto del 2022, guardate dove mi trovo in località Lassige, provincia di Verona, e sono con il contadino di Rovereto, Luca il contadino di Rovereto, lo pronuncio sempre bene, è il contadino di Rovereto. Guardate un po' ragazzi, mi piaceva questa ambientazione. Chiaramente siamo qua perché c'è una manifestazione di trebbiatura e aratura. È stato il bravissimo Dino che mi ha dato la dritta. Ho convinto anche il contadino di Rovereto a venire con me, così insomma gli ho dato un po' di tregua dalla fidanzata. E insomma mi piaceva poi l'ambientazione. Guardate cosa andiamo a trovare: il vecchio Landini L25. Ecco qua, tutta questa scenografia per cosa? Per farvi vedere che c'è anche il contadino di Rovereto. Però si fa la foto con là. Però ecco qua, mi piaceva chiaramente l'ambientazione, la gente che si è accampata, insomma sono queste cose qua che mi piacciono, ecco. Per cui cari amici appassionati di vecchi trattori, siamo qua insomma a questa bella manifestazione. Qua il trattore L25 è tirato anche a lustro, per cui un bel trattore qua, bel conservato, però anche come vedi con un bel protettivo, insomma rende magico il trattore, la luce è giusta qua. Ecco qua ragazzi, saluto tutti gli appassionati di vecchi trattori, salutiamo Demis dalla Romagna, Diego da Ortona, Cristian da Bologna, salutiamo anche il grande Renato Same Ariete che ho conosciuto poco tempo fa, e tutti quanti, Antonio da Salerno, tutti gli appassionati dei vecchi trattori. Con questo vi saluto e andiamo avanti con il contadino di Rovereto a vedere la manifestazione. Ciao carissimi. Ma avresti detto Ferragosto, qua tra i trattori, ciao carissimi. Gira di là, guarda cosa c'è, un movimento terra là di giù. E adesso andiamo a vedere, ciao carissimi. No. Eccoci qua cari amici, vi do un saluto a tutti gli appassionati qua di vecchi trattori. Siamo qua alla Lassige, zone del Veronese, sono qua in compagnia del Luca il contadino di Rovereto e siamo qua a una manifestazione di trattori storici agricoli dove credo faccia una dimostrazione di aratura e anche trebbiatura. Ecco qua, intanto noi portiamo a casa la scenografia perché è la cosa che mi piace di più, è un po' così, guardate qua il vecchio Same Atlanta 45. Lo dedichiamo un po' a tutti gli appassionati dei Same. Saluto Diego da Ortona, appassionato del Same. E qua Luca cosa dici? Luca, ricordiamoci che ha il sametto. Sì. E qua! Ecco qua, Ecco qua, intanto portiamo a casa la scenografia, guardate lì Luca il contadino di Rovereto, e insomma gli ho dato tregua, l'abbiamo portato via dalla fidanzata, così prendi ossigeno, ti rigeneri con un po' di ferri vecchi, Ecco qua, guarda qua caro Luca, c'è anche traccia di Lamborghini, non so il modello qua, 2400, le ho uno su un piedino vestito. Anche questo è un trattore degli anni 60 pensi? 60 sì, 60-61, sono il modello un po' più vecchio. Questo lo sapresti guidare? Sì, è uguale in montagna, è uguale quello che devo ancora farti fare davanti. Ah, ho capito, che lì aspettiamo il mio collega. Sì, il buon Perini Maurizio. Ecco qua ragazzi, appassionati di vecchi trattori, insomma mi piaceva farvi vedere questa scenografia con il vecchio Lamborghini e qua il carrettino appunto dove stanno preparando insomma spessore di materiale per la manifestazione, per la trebbiatura a questo punto.
Ecco qua, si sente già il profumo, cosa dici Luca? Sì. Ecco qua, appassionati di vecchi trattori, la diretta, insomma, siamo già operativi, per cui saluto un po' tutti gli amici del canale che amano i vecchi trattori, saluto Demis dalla Romagna, che oggi fa bracciole, mi hanno detto, saluto Cristian da Bologna, e anche Antonio di Salerno, che mi piace anche lui il genere trattori, e insomma tutti quanti, ecco, dai, del canale. Saluto anche il pubblico femminile, anche se credo insomma non è che siano attratte da questi vecchi ferri, però dai. Luca, fai un saluto? Ciao a tutti. Ciao a tutti, spettacolo dalla Sise, vecchio Marvin, sempre operativo. Saluto anche il gruppo Valtrompia, Trattori Valtrompia, e salutiamo anche il bravissimo Renato Same Ariete e anche il bravissimo Mirko UM160. Ciao a tutti, spettacolo. Eccoci qua cari amici, appassionati di mezzi vintage, ma soprattutto appassionati di trattori agricoli e macchine chiaramente che operano nell'agricoltura. Adesso vi faccio vedere, se riesco, faccio vedere un po' il controluce, faccio vedere questa moto facciatrice, ragazzi, un po', guardate un po', appassionati. Vediamo un po' qua se riesco a strappare due parole. Facciatrice interessante, spettacolo. Bellissimo, Vediamo un po' qua, Modello? Che modello è? È una cosa artigianale? Guardate qua per gli amici, non ho capito il modello. Vabbè, dai. Attenzione che qua mi trancia le gambe, tipo voleva la retromarcia, ecco qua. Appassionati di mezzi vita, la Sise. Eccoci qua cari amici, appassionati, bella manifestazione. Vediamo un po' se riesco a vedere qualche dettaglio. Fermati un attimo, eccola qua, dai. Dimmi 2 o 3 caratteristiche. Non sai. Vabbè dai. Caratteristiche, dai. Motore Condor 5 cavalli. Motore Condor 5 cavalli, poi È una moto facciatrice. moto facciatrice. La verità, Quello è un gioiello. è un gioiello. Spettacolo. Anno più o meno 47 ragazzi, 1947. Spettacolo. Ragazzi, viva il Marvin Tour. Fino alla fine. Poi ragazzi guardate un po', detto che ci siamo, portiamo a casa traccia di scenografia qua che è sempre bella, Sì, a alti livelli. un bellissimo Ape 50 con tante cianfrusaglie, che però una volta, I dinosauri ci sono che attaccati. però una volta queste cianfrusaglie insomma Era ricchezza. era esatto, era veramente la ricchezza, chi possedeva certe cose era veramente in buono stato, ecco. Guardate qua la bici dell'epoca qua, Paccaropetto con l'asse di legno. Dai, vai, suona la campana, dai. Buona. Dai. Bravissimo, eccoci qua. Ecco qua ragazzi, ti piace tutti questi... Ti piace? Sì, bravo. Eccoci qua.
appassionati di ferri vecchi, appassionati di cianfrusaglie. Saluto anche la mia collega amica Selene. Guarda qua Selene, porteresti tutto a casa, Ciao carissimi appassionati, viva il vintage. Catturata anche questa, bella scenografia. Ciao a tutti, saluto Demis, saluto tutti gli appassionati di vecchi trattori, del canale, gli appassionati di mondo, eccetera eccetera. Ciao a tutti. Il contadino di Roveredo è all'ombra. Ciao a tutti. Saluto anche Lucia, Giovanna, Alessia, Daniela e tutto il pubblico femminile. Spettacolo.